La forza di un'opera finalmente ritrovata, creata da un artista veneto riconosciuto nel mondo, possa tornare a occupare il suo posto d'onore alla Gipsoteca di Possagno. La proposta arriva dal bassanese Paolo Bolognesi, riferendosi alla Maddalena distesa, capolavoro di Antonio Canova che si riteneva perduta, una delle ultime 5 opere realizzate dal grande scultore neoclassico prima della morte. L'attuale proprietario, residente in Inghilterra, l'aveva acquistata a un'asta per attrezzature da giardino nel 2002 per appena 5.200 sterline. Per lustri, pensate, aveva infatti arredato un giardino inglese. Riconosciuta in tutto il suo valore, la Maddalena canoviana andrà adesso in asta da Christie's con una stima che oscilla tra i 5 e gli 8 milioni di sterline. Ora proprio il bassanese Bolognesi lancia un appello a tutte le aziende e alle istituzioni della nostra regione a cooperare affinché sia possibile aggiudicarsi all'asta la prestigiosa opera e riportarla a casa, al Museo Gipsoteca di Possagno. Una cordata mirata a valorizzare un patrimonio artistico unico, riconosciuto a livello internazionale, per far trionfare la bellezza e l'eccellenza di un nostro capolavoro finalmente riapparso.